Cosa che mi ha infastidito è che per fare politica qualcuno abbia denigrato la sanità veneta. Allora ci sono dei valori oggettivi, no? Che vanno rispettati, cioè la sanità veneta è di alto livello. Alcuni giorni fa la candidata alla presidenza della Regione del Veneto, Alessandra Moretti, aveva chiesto le sue dimissioni. Oggi dallo IOV, di cui è commissario straordinario da un anno, il direttore della sanità veneta risponde alle accuse. È una sanità, le migliori sanità d'Europa e del mondo. E lo fa nel giorno della presentazione di un nuovo lettino ad uso pediatrico dotato di un software capace di aggredire il tumore con dosi minori di radiazioni ma molta più precisione. Uno strumento del valore di 500.000 euro finanziato dalla Regione dal contributo della famiglia di un bambino curato proprio allo IOV. Una sanità veneta d'eccellenza dunque, ma il nodo del nuovo ospedale con la sentenza del TAR di alcuni giorni fa è ancora tutto da sciogliere. Entrambe le parti, da destra a sinistra, continuano a dare due interpretazioni differenti. Cosa dice il TAR? Trovatevi con la Regione e con gli enti e anche con Finanza Progetto e individuate quella che è l'area più pertinente. Il Comune ha già dato l'indicazione, l'area pertinente è quella di San Lazzaro,